Buongiorno a tutti, è da un po' che non giochiamo con l'account di Mosse Divertenti, è giunto il momento di tornare a fare qualche partita. Proviamo a giocare nella specialità Bullet. Un minuto, lanciamo una sfida a tutti, vediamo chi l'accetta. Ok, ci hanno accettato, abbiamo il nero, andiamo! Slava, solo un minuto di tempo. Semislava, ok, alfiere 7. Bisogna essere veloci. 3 move. Faremo il matto. Prendiamo dei pezzi. Ok, spostiamo la donna. 46 secondi contro 42. Ok, andiamo un po' in difesa. Ok, ci sta attaccando. Pazienza, ora dobbiamo aprire il nostro alfiere. Ok, ci vorrà dare matto. Pazienza. Ok, la donna vuole entrare a darci matto. Cosa facciamo? Cosa faremo mai? Giochiamo F5. Posizione orribile, ma 30 secondi. Ok, ammetto che non è molto serio giocare con queste cadenze, ma alla fine siamo qua per divertirci, no? Per fare mosse divertenti, come dice l'account. Ok? A questo punto tutto è difeso. Abbiamo più tempo. Purtroppo le partite con questa cadenza sono orribili. Ormai ha già perso di tempo il nostro avversario. A questo punto il nero sta meglio. Ora attivo il cavallo. Che il suo alfiere è cattivo. Ora un pedone, no? Tac. Tac, ci difendiamo. Purtroppo perderà di tempo, non ha nulla da fare. Altro pedone. Ok, attiviamoci. Teniamoci. Qualità. Mi dispiace, amico. Ups. Abbiamo vinto di tempo. Ok, non ho potuto commentare molto in questa partita. L'avversario ha chiesto la rivincita, ma adesso facciamo una revisione. Ovviamente ho giocato malissimo. Allora, guardiamo cosa è successo. Allora, ovviamente ho dovuto giocare l'apertura molto molto veloce. Allora, vedete che a un minuto l'importante è il tempo. Infatti non sono neanche riuscito a commentare le partite come facevo a 3 minuti, ma perché dopo commentare ma perdere di tempo è brutto, no? Ogni secondo conta. Cosa è successo? Così provo a spiegare a voi e a me stesso anche le scelte che abbiamo preso in così poco tempo. Ok, di 5 qua, non so, devo muovere un pedone, cavallo F3, cavallo F6, lui è stato lento, ora ho giocato la semislava, lui ha giocato il Merano, dove qua bisognerebbe giocare cavallo di 7, no? Ho giocato alfiere 7, per quale motivo? Ma innanzitutto c'è anche un'altra ragione, che qua purtroppo sempre, visto che poi tutte le partite online si possono scaricare, non potrò mai giocare le mie aperture perché come faccio anche su internet con i miei account ufficiali devo sempre giocare sciocchezze in apertura, ve lo confesso, perché sennò poi la gente si scarica le partite e si prepara in torneo, quindi devo giocare cose subottimali sperando di non andare a stare troppo peggio in apertura. Ok, quindi qua mi gioca questa cosa, gioco cavallo di 7, ecco qua lui mi prende spazio. Ecco, a questo punto 54 secondi contro 54, ora devo muovere veloce, cavallo F6, ecco, adesso inizio a giocare B6, 51 secondi contro 51, lui ha un chiaro vantaggio, ma il tempo è più importante. Donna di 3, a questo punto gioco alfiere B7, alfiere G5, ora lui minaccia di prendere il cavallo, per esempio se io gioco H6, lui mi cattura l'alfiere, mi cattura il cavallo, io lo catturo e poi mi dà matto, bye bye. Quindi devo giocare G6, che è un'ottima mossa, ma la sua posizione è ottima, no? Sono uscito dall'apertura male, ma ciò che conta è il tempo. Lui gioca a torre di 1, ora deve pensare a come amministrare il vantaggio. Normalmente in una partita da torneo a 2 ore, qua a pochi secondi. Torre E8, devo fare una mossa qualunque per mantenere il vantaggio di tempo. Il motore suggerisce di giocare subito C5, che poi ho fatto. Ok, torre 8, torre 1, cavallo di 7 perché voglio alleggerire. Ancora non piace molto al motore che preferisce mettere il cavallo in H5.
non so, mi sembra un po' una cosa, a me in realtà sembra simile, no? Soprattutto devo giocare veloce, ecco lui qua sta già pensando a come andare in vantaggio, H4 mossa sofisticata ma altri 2 secondi, ora gioco donna C7 velocemente, ecco a questo punto lui cambia, torre per premu, 0 secondi, ora ho 5 secondi di vantaggio che è tantissimo, donna E3, ecco a questo punto cavallo F8, che è un po' una sciocchezza, probabilmente sì, ha ragione il motore che devo portare la torre in gioco, o aprire in C5, ma voglio evitare potenziali matti, voglio evitare donna H6, cavallo G5, allora che lui continua con il piano di Alfa 0, e poi effettivamente è molto brutta la posizione, no? Ma ciò che conta è che lui ha 38 secondi, 1,45, potrebbe giocare in modo molto sopraffino, avere un vantaggio decisivo, ma non avere tempo matematico di eseguire le mosse. Quindi ora torre di 8, 44 secondi, no? Non penso H6 altri 2 secondi, 2 secondi sono un'eternità in questo gioco. Ora 8 secondi di vantaggio è come avere un pezzo in più. Ora gioco C5 per aprire il gioco. Ecco, lui gioca donna G5. Perché donna G5 è un errore secondo il motore? Secondo il motore devo giocare diversamente. Donna G5 è una buona mossa bullet perché si avvicina per darmi matto. Per esempio, se io catturassi, ora come posso parare il matto? Devo stare attento. Ok, qua il motore suggerisce F6, che è interessantissimo effettivamente, perché dopo donna per difendo tutto, posso giocare torre F7 e distruggergli la struttura, no? Così il suo vantaggio posizionale svanisce. Non ho avuto affatto tempo di pensare a tutto questo, ho giocato F5 qua, ovviamente sì, il suo vantaggio rimane. Per esempio avrei potuto mettere un cavallo in questa casella fortissima che mi tiene un po' paralizzato, anche se è, è una cosa molto sofisticata, un sacrificio di lungo termine, io prendo in D4 e qua a un minuto, molto difficile, no? Con 34 secondi da gestire. Lui ha preso, io ho preso che, no, quello che non piace al motore, era meglio probabilmente catturare in F3, cosa che dopo ho fatto, ma una mossa lunga, no? Io ho preso, adesso lui avrebbe dovuto sfruttare subito la sua iniziativa e occupare la colonna D con la torre, con esiti diciamo poco piacevoli per il nero. Però ecco, dopo donna F6, minaccia matto, ecco 25 secondi per un'eternità qua prendo, ecco, adesso la posizione cambia perché dopo che prendo e gioco torre di 7 la torre difende il matto, voglio cambiare la donna e qua nel finale ho una struttura migliore, lui è l'alfiere cattivo, no? Lui tra l'altro adesso ha 16 secondi solo, torre E5, 30 secondi contro 16 è finita, torre C8 ma ho anche un vantaggio perché ora mi attivo, no? Posizione più facile, A3, re F7, B4, cavallo D7, se gioca V per C gli cade la torre, ritorna indietro, ora finalmente no, il concetto, no, che crediamo nel materiale, 25 secondi contro 8 è finita, non tanto, anche per la posizione, ma più che altro per il tempo. Qua a questo punto gioco una mossa qualunque, re 7 e il pedone in presa, ma ora attacco doppio e cade un altro pedone, torre B2, ecco a questo punto non sapevo come difendere il pedone, avevo torre B7, ma una mossa lunga, no? Bisogna di fargli finire il tempo a 5 secondi, A6, incredibile che qui si è riuscito a fare ancora tantissime mosse, ecco qua, probabilmente lui aveva già in mano la torre, no? Quindi con 5 secondi è difficile poi prendere in mano l'alfiere e muoverlo, perde 2-3 secondi che è quasi tutta la partita, non c'è l'incremento. E quindi con la torre già in mano catturato, ma questo è un suicidio. Quindi re di 6, re F4, che qua pian piano dovrò vincere, ora è questione di tecnica, ma cioè, più che altro le mosse sono facili, e 3, qua potevo andare a donna, ma non avevo neanche, stiamo giocando a una velocità tale che muovo veloce, se gli elimino tutti i pezzi evito anche di perdere di tempo e qua è caduto il tempo a lui. Ah sì, qua dopo re per F3 ha perso lui di tempo, penso che avrei preso il pedone, così posso solo finire patta e con 0,03 secondi avrei vinto. Quindi ok, una partita spero che sia stata interessante, ma più che altro fa vedere come a un minuto gli scacchi sono una modalità videogame. Eh, Però può essere anche interessante, no? Magari piuttosto che giocare, non so, a videogiochi, magari ad altri tipi di videogiochi, no? Anche per i bambini, no? Alcuni videogiochi possono essere, non so, più noiosi che una partita di scacchi ad alta velocità che sembra una gara di Formula 1. Va bene, speriamo di vederci prossimamente con altri video dove magari allungherò un pochino più il tempo per provare a fare partite con una qualità un po' migliore. Alla prossima!